minacce ricevute dall'amministratore del grattacielo di via Pisa da parte di un inquilino moroso. Oggi ha sporto denuncia in questura, piena solidarietà dal sindaco Conte. Asse del Vecchio, il nuovo ministro per il Sud contro l'autonomia, lo afferma Zaia, lo ribadisce il collega della Lombardia Fontana che parla addirittura di boicottaggio. Bus e navetta, dai verso le scuole sovraffollati, la protesta degli studenti che chiedono un aumento dei mezzi, se Momme non ci ascolta annunciano pronti a scendere in piazza. È in condizioni gravissime a Mogliano un 19enne è svenuto per aver fumato dello stupefacente, cadendo a terra ha sbattuto violentemente la testa. Un 39enne cinese, proprietario di un bar a Caglierina, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo smerciava cocaina nel locale, i militari lo hanno sorpreso mentre stava cedendo una dose ad uno dei clienti. Una stagione stellare, il titolo scelto per il tabellone di eventi al Teatro Comunale per la stagione 2019-2020, prosa, comicità e balletto. Zaia, giornata storica non solo per Treviso ma per tutto il Veneto. Torna da domani la nuova stagione di 40, il programma che ripropone le storiche immagini dell'archivio di Antenna 3. Nella nuova formula lo spunto sarà dettato dalla cronaca per vedere come in passato si sono affrontati i fatti. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli: il caso delle minacce ricevute dall'amministratore del grattacielo di via Pisa a Treviso da parte di un inquilino moroso. Oggi ha sporto denuncia in questura, piena solidarietà da parte del sindaco Conte. È stato convocato in questura Alessandro Zuin, amministratore del grattacielo di via Pisa, per mettere nero su bianco le minacce ricevute da un inquilino marocchino pronto a farla pagare a lui e a compiere testualmente una strage se gli verrà interrotta l'erogazione dell'acqua per morosità. Ci ha chiamato in ufficio, ha parlato con la nostra collaboratrice minacciando che in caso di distacco dell'acqua avrebbe fatto esplodere l'appartamento. Lunedì mattina verrà staccata l'acqua alle utenze con debiti relativamente alle spese condominiali superiori ai 2.000 euro, anche se un punto prelievo sarà garantito al primo piano. Il soggetto denunciato ha un debito di quasi 38.000 euro. L'azienda di fornitura dell'acqua, l'ATS, si è detta disponibile a ragionare sull'installazione di contatori singoli, in modo che ognuno risponda per sé, come già accade con l'ascensore, utilizzabile solo da chi è in regola con i pagamenti. È un condominio che ha sofferto sicuramente criticità di tipo economico, però è anche popolato da brava gente che vuole cambiare il corso, e quindi stiamo cercando di isolare i casi di difficoltà e cercare di risolvere il problema con loro, e isolare anche quei casi invece di condomini che pensano di poter vivere in un condominio senza pagare. Una linea condivisa anche dal sindaco Mario Conte, che censura le minacce e ribadisce che il comune sta facendo la sua parte per far voltare pagina a quella realtà. Credo che la direzione che è stata intrapresa dall'amministratore, quindi quella della responsabilità e quella del rispetto delle regole, sia assolutamente corretta. Noi come amministrazione abbiamo verificato e fatto dei controlli a tappeto sulle residenze e anche su tutta la situazione di degrado attorno al grattacielo, quindi l'amministrazione ha già fatto il suo. Credo comunque che questa minaccia non passerà inosservata, soprattutto per la questura e per i carabinieri. Asse del Vecchio e nuovo ministro per il Sud contro l'autonomia, lo afferma Zaia, lo ribadisce il collega della Lombardia Fontana che parla addirittura di boicottaggio, e tutto a 4 giorni dall'incontro tra i governatori e il ministro per gli affari regionali Boccia. Ho apprezzato molto la difesa che ha fatto la ministra Lezzi durante le trattative dell'autonomia per fermare le richieste di Zaia e Fontana, che sono diverse da quelle di Bonaccini. Parole del nuovo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che non sono di certo sfuggite al governatore del Veneto Luca Zaia, che lunedì incontrerà a Venezia il referente degli affari regionali Francesco Boccia proprio per affrontare il nodo autonomia. Il ministro del Sud, il ministro dell'autonomia, sarà il ministro dell'economia, non so, parla di tutto. Però al di là di questo, questi sono fatti del governo che non mi interessano. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva il ministro Lezzi è l'ex ministro del 5 Stelle, quindi
scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia come ho sempre sostenuto io, quindi è stato bene staccare la spina. Per Zaia esiste un asse Provenzano-Lezzi contro l'autonomia. Il suo collega Attilio Fontana dalla Lombardia parla di vero e proprio boicottaggio attuato dai 2 esponenti dei 5 Stelle e proprio Barbara Lezzi continua a far discutere anche da ex. In queste ore ha fatto sapere che una non ben precisata regione del Sud ha ricevuto dallo Stato contributi per 180 milioni di euro per poi tenerli fermi in un cassetto, annualità 2006-2008. Non è ammissibile che un ex ministro della Repubblica, ancora parlamentare, dica candidamente che ha avuto notizie da ministro di una regione del Sud che aveva a disposizione 180 milioni di euro e non li ha spesi di fondi comunitari. Ripeto, 180 milioni di euro di fondi comunitari e non sono stati spesi. Addirittura il ministro aggiunge, l'ex ministro Lezzi aggiunge, so chi è la regione ma non lo dirò mai. Cioè, se siamo arrivati al nascondino, allora vuol dire che l'Italia è veramente la Repubblica delle banane. Poi c'è l'efficientissimo e presentissimo e sempre pronto il ministro Provenzano, che magari ce lo può dire lui visto che è il nuovo ministro del Sud. Sempre oggi il ministro Boccia ha ribadito che l'autonomia è scolpita nella nostra Costituzione e la faremo, tornando a porre l'accento sulla necessità di sussidiarietà. Ma in Veneto troverà pane per i propri denti. Lo aspettiamo al varco, annuncia Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia Presidente a Palazzo Balbi, perché se si vuole, conclude, si potrebbe già passare alle firme lunedì stesso. Dai 6 agli 8 mesi per rimpiazzare un dipendente pubblico è una delle difficoltà che emerge dal report sui comuni italiani steso dall'Università di Ca' Foscari e presentato ai 300. Dopo la presidente regionale dell'ANCI Maria Rosa Pavanello ha parlato anche della svolta di Matteo Renzi. Sentiamo. Nasce un nuovo partito, quindi dovremmo valutare come poi a livello locale questo si articolerà, perché bisogna capire dall'articolazione nazionale se ci saranno articolazioni locali a livello delle amministrazioni comunali. Commenta così Maria Rosa Pavanello, da presidente regionale dell'Associazione Comuni, la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico e mettersi alla guida del nuovo movimento Italia Viva. Poi indossa la veste di esponente del PD e aggiunge: Mi pare di vedere che dalle prime dichiarazioni non ha nessuna intenzione appunto di nuocere alla nuova compagine governativa e di far mancare la fiducia. Mi limito a vedere, no, le devo dire che sono stata un po' colpita dai tanti cambiamenti di questo ultimo mese. Questa è un po' la sensazione anche di noi amministratori, tanti cambiamenti in brevissimo tempo. Pavanello a Treviso per la presentazione del rapporto sui comuni italiani redatto dall'Università Ca' Foscari di Venezia e presentato a Palazzo dei 300, con in videoconferenza il vice ministro all'economia Laura Castelli. Un report sulla revisione del testo unico sugli enti locali già avviata e sul dissesto in cui sono incorsi decine di comuni negli ultimi 10 anni, solo 5 in realtà in Veneto. La crisi economica ha portato alle finanze di molti comuni delle gravi difficoltà, tant'è vero che adesso procediamo a un ritmo stabile di 75 comuni ogni anno che dichiarano difficoltà. Le difficoltà principali nelle regioni del sud. Quanto ai comuni veneti capita che per rispettare le regole di bilancio finiscano per dire fin troppi no ai cittadini, per non parlare delle lungaggini nelle assunzioni e nel turnover di personale. Credo che ci sia un po' una richiesta, soprattutto dei comuni veneti, di avere un po' più di attenzione dove poi ci sono delle grandi difficoltà, di cominciare a misurare anche un po' meglio i parametri di efficienza ed efficacia, un po' più di equilibrio. Bus navetta da e verso le scuole sovraffollate. Gli studenti si dicono pronti a scendere in piazza se le loro richieste non verranno ascoltate. Le navette sono poche e tutte le navette che ci sono comunque navette vecchie, non sempre sufficienti per gli studenti. Il problema si presenta sia all'andata al mattino che all'uscita. E la mattina abbiamo il problema anche magari con autobus di linea, che non sono sufficienti e i ragazzi si trovano a piedi. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, questo quanto lamentano alcuni studenti, in particolare del Mazzotti e del Palladio. Bus navetta che a loro dire non sarebbero sufficienti ad ospitare tutti i ragazzi, con i conseguenti problemi. Succedono ragazzi che devono entrare a scuola dopo e
le scuole hanno iniziato a non giustificare più il ritardo con i mezzi di trasporto. Abbiamo ragazzi che nonostante abbiano un abbonamento pagato 200 euro e qualcosa annui, devono farci accompagnare dai genitori. Altri problemi che vanno a creare proprio anche il sovraffollamento. Spesso possono succedere che i ragazzi stiano male nell'autobus. Gli studenti avanzano delle richieste precise a MOM. Un aumento delle navette o una gestione migliore, a seconda di come ci risponderà la MOM a questa nostra richiesta, vedremo come muoverci. Eventualmente cosa pensate di fare? Eventualmente in quel caso scenderemo in piazza. Ma oltre alla questione del sovraffollamento, i ragazzi chiedono a MOM altri interventi. Continueremo comunque a chiedere un tavolo a MOM per il fatto che comunque le navette vanno sostituite e c'è bisogno di un investimento ecologico da parte della MOM. Per quanto riguarda il problema dei bus navetta, MOM fa sapere che dall'inizio delle scuole è quotidiano il monitoraggio dell'azienda sia al mattino negli hub da cui partono gli autobus sia all'uscita dalle scuole, e quello che è stato rilevato è che i mezzi ci sono, ma a mancare è una corretta distribuzione dei carichi passeggeri sui bus. Ci sono infatti molti studenti del Mazzotti che anziché prendere una delle 10 navette fuori dalla loro scuola, a piedi si dirigono verso il Palladio e il Da Vinci, salendo a bordo delle 2 presenti qui. MOM chiede quindi la collaborazione dei ragazzi e annuncia che da domani saranno a disposizione una navetta in più sia fuori dal Mazzotti che dal Da Vinci. Per quanto riguarda la questione inquinamento, l'azienda ribadisce l'impegno e gli investimenti in atto per rinnovare il parco mezzi. Grande festa questa sera al Teatro Comunale di Treviso per presentare ai cittadini la stagione 2019-2020 del Monaco, programma anticipato questa mattina alla Stampa. Sentiamo. Un casco da astronauta appoggiato sul tavolo alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro Comunale di Treviso. Figura quella dell'astronauta che compare su cartelloni all'interno e all'esterno del Mario del Monaco, scelta per rappresentare il tabellone di eventi in programma di quella che è stata denominata una stagione stellare. Prosa, lirica, danza e la nuova rassegna di comici Divertiamoci a teatro compongono il ricco calendario che spazia dalla Madama Butterfly di Puccini ad aprire la stagione lirica alla comicità di Ale Franza o Nino Frassica e che vedrà il ritorno in città di Marco Paolini. Un programma non ancora del tutto completo e che promette altre sorprese. Questa non è la partita dell'amministrazione ma di tutta la città, l'unica a vincere oggi è Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte, che ha promesso una grande festa in occasione dei 150 anni del teatro. Il comunale, ha aggiunto il primo cittadino, continuerà ad essere la culla della cultura di Treviso e vedrà incrementare gli spettatori passando dai 19.000 ai 50.000 all'anno. Conte che poi ha auspicato di vedere il teatro aperto tutto il giorno a beneficio dei turisti che arrivano in città. Un teatro del popolo, l'ha definito il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Beltotto. Un teatro che appartenga al popolo sia perché rimane aperto il maggior numero di ore possibili durante la giornata, sia perché si apre a tutti i generi e a tutte le culture. Un teatro dove possano entrare tutti, ad iniziare dai giovani. Ci sono anche sconti per i giovani, che è una cosa fondamentale. I giovani devono arrivare a teatro come si può, bisogna portarli dentro. Lasciate alle spalle le difficoltà dei mesi scorsi che avevano messo a rischio il futuro del comunale e dei suoi dipendenti, oggi si scrive una nuova pagina. È una giornata storica non solo per Treviso ma per tutto il Veneto. Finisce il Medioevo e inizia il Rinascimento, ha detto il governatore Zaia, che ha spiegato come con l'ingresso del comunale si rafforzi l'obiettivo della regione di ampliare il parterre del Teatro Stabile del Veneto. È un teatro diffuso sul territorio che mette a sistema tutti i teatri del Veneto, o quasi tutti in questa fase, e soprattutto è un teatro, il Teatro Stabile del Veneto, che produce quindi anche delle produzioni che poi vengono, oltre che rappresentate nei nostri teatri, anche vendute. Siamo alla cronaca. In condizioni gravissime a Mogliano, nel Trevigiano, un 19enne è svenuto per aver fumato dello stupefacente, cadendo a terra ha sbattuto violentemente la testa.
Ridotto in fin di vita ad appena 19 anni per aver fumato dello stupefacente, essersi sentito male ed essere caduto a terra sbattendo la testa. Il drammatico episodio martedì pomeriggio a Mogliano Veneto, tra piazza Saragat e il parco Arcobaleno. Il ragazzo si era appartato per fumare, non prevedendo evidentemente il fortissimo effetto dello stupefacente. Si è sentito male e ha perso i sensi, ma cadendo a terra ha sbattuto la testa procurandosi un gravissimo trauma cranico. Immediati soccorsi con l'equipaggio dell'ambulanza del 118 che ha dovuto rianimare sul posto il giovane, stabilizzarlo e trasportarlo d'urgenza all'ospedale Cafoncello. Ora si trova ricoverato a Treviso in prognosi riservata in rianimazione nel reparto di neurochirurgia, dove i medici stanno seguendo passo passo l'evoluzione della delicata situazione. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Mogliano Veneto per capire la provenienza della droga fumata dal 19enne. Da tempo era tenuto sotto osservazione da parte dei carabinieri, è stato arrestato un 39enne cinese, proprietario di un bar a Gaiarine. L'uomo sberciava cocaina nel suo locale. I militari dell'arma lo hanno sorpreso in flagranza mentre stava cedendo una dose ad uno dei clienti. Sequestrati anche 18 grammi di polvere bianca e 7.000 euro. Continuano intanto le indagini da parte dei carabinieri di Codognè per chiarire l'entità del giro di spaccio gestito dal 39enne cinese e scoprire il canale di rifornimento dello stupefacente. È iniziata ufficialmente da qualche giorno la vendemmia sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Con la raccolta cresce anche la disputa del termine Prosecco, un tema che abbiamo trattato oggi nella rubrica Ore 13. Alla fine chiedono tutti Prosecco, poi sta a noi spiegare un attimo la zona di provenienza, cioè dobbiamo essere noi a far da tramite tra il produttore e il cliente. È logico che l'italiano è più esigente, mentre gli stranieri comunque può dare un prosecco qualsiasi, purché sia prosecco. Sta tutta qui, secondo i professionisti del settore, la morale sulla disputa del termine prosecco tra pianura e collina. Ribadita oggi a Ore 13 in una puntata dove si è fatto il punto della situazione all'avvio della vendemmia che si annuncia di ottima qualità ma di quantità decisamente inferiore rispetto alle annate scorse. È proprio nella prospettiva di valorizzare la qualità sulla quantità che è emersa la posizione dei produttori, convinti che il termine prosecco sia troppo generalizzante. L'esigenza che c'è adesso a Valdobbiadene è quella di legare il vino più al territorio, perché il territorio nostro di Valdobbiadene, della DOCG, è un'area che ha una cultura, ha una tradizione e ha una storia riguardo al Prosecco, quindi non è solamente il vino, ma c'è anche qualcosa di più. Questo però non può contrastare con una tendenza mondiale a preferire i vini spumantizzati, che vede il Prosecco nel posto giusto al momento storico giusto. La crescita nei consumi è di tutto rispetto, 6% all'anno, con il bianco delle colline UNESCO costantemente preferito rispetto agli altri. E con dati come questo, dagli esperti è semplice quanto provocatoria la domanda ai produttori. La domanda è: vogliamo far parte di questo business o essere spettatori? Io credo che sia opportuno, visto che non è che l'agricoltura abbia tantissime altre opportunità, riuscire, se ci sono le condizioni ovviamente di territorio, di storicità eccetera, di far parte di questo business. Da domani la nuova stagione di 40, il programma che ripropone le storiche immagini dell'archivio di Antenna 3 nella nuova formula. Lo spunto sarà dettato dalla cronaca per vedere se e come in passato si sono affrontati i fatti. Incominceremo con il Prosecco. Italia Nostra di Conegliano punta il dito sui problemi che interessano la morfologia del territorio. Sotto accusa questa volta alcuni lavori di sbancamento che stanno stravolgendo l'originaria morfologia di alcune colline vicine a quello al Brigo. Questi ed altri interventi antropici, secondo Italia Nostra, sono sempre più numerosi, vengono realizzati senza controlli e costituiscono un gravissimo pericolo per la sopravvivenza del paesaggio originale, sempre più brutalizzato e banalizzato. Mai come in questo momento è attuale questa notizia letta quasi 30 anni fa. Era infatti il marzo 1990 e già allora le nostre colline erano devastate da sbancamenti per far spazio ai vitigni. Ed è uno degli inserti della puntata di avvio della nuova stagione di 40, l'appuntamento con la storia della nostra terra nelle immagini esclusive dell'archivio di Antenna 3. Ed è anche lo spunto per la nuova formula del programma che, grazie al gradimento dei telespettatori, punta ora non solo a far vedere o rivedere come eravamo, ma anche come abbiamo affrontato i diversi temi che si sono sviluppati in 40 anni di cronaca. Una puntata speciale perché il riavvio coincide con il racconto di uno dei fondatori di Antenna 3.
dall'esperienza della prima televisione via Cavo d'Italia in centro a Treviso al traliccio di Quinto e agli studi dell'ultimo piano nel palazzo più alto della provincia, quello di via Pisa. Ma parleremo anche dell'evoluzione di una comunità come quella di Casale, con le straordinarie immagini dei bambini dell'asilo, oggi donne e uomini di 40 anni. Storie di cronaca come la clamorosa rapina nella Banca Cattolica del Veneto o di paese come per il commercialista sparito lasciando ai clienti le tasse da pagare. Io l'ho visto, ma ha detto che doveva andare via per affari. Ma quello che sicuramente farà riflettere sarà cos'era il Prosecco negli anni '80, quando in Camera di Commercio si cercava di proporre un Vinitali di marca o quando a Valdobbiadene nella mostra era dello spumante perché il termine Prosecco non valeva nulla. E guardando i contrasti di oggi, ancora di più vale la pena di rivedere queste immagini, perché il ricordo del nostro passato ci aiuti a fare le scelte giuste per il futuro. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Rieccoci in studio, siamo allo sport, sono tornate al Palaverde le Pantere dell'Imoco, primo allenamento con la squadra quasi al completo, coach Santarelli, abbiamo qualcosa in più rispetto all'anno scorso con innesti importanti ma non perderemo la nostra identità, sentiamo. Al Palaverde compatte, quasi al completo, le Pantere dell'Imoco. È iniziata ufficialmente la stagione, obiettivi importanti, primo fra tutti difendere lo scudetto, ma con lo sguardo verso l'Europa. Siamo ripartiti a ranghi un pochino ridotti perché le fatiche dell'estate si fanno un pochino sentire, ne abbiamo tante ma non riusciamo ancora a ripartire al completo, però sono già contento di riaverle tutte qua, riusciamo a monitorarle e a lavorare come vogliamo noi, quindi c'è bisogno di un pochino di pazienza, ma siamo contenti di essere ritornati a casa e di poter lavorare tutti insieme. Quest'anno ci sono stati innesti importanti nella squadra, ha spiegato Santarelli, con un miglioramento sulla palla alta, ma questo non ci farà perdere la nostra identità. Ha le idee chiare la giovanissima Terry, arrivata dal Club Italia. Penso che questo sia prima di tutto un anno di passaggio, cioè uscendo dal Club Italia questo deve essere un anno per farmi capire un po' com'è il mondo dei grandi e devo ambientarmi nel mondo comunque degli adulti e dove le giocatrici comunque sono giocatrici di livello, quindi imparare a far parte di una squadra dove ci sono delle aspettative e dei risultati e comunque c'è gente che pretende, perché comunque per me arrivare qua a lavorare con una Mochi non è una cosa da niente. Una squadra già compatta, pronta per iniziare la stagione. La squadra non praticamente ma quasi in metà è cambiata. Io sono contentissima perché penso che la società ha fatto un gran lavoro, quindi non vedo l'ora di giocare e di iniziare stagione. Mi sento pronta, mi sento cresciuta dopo quest'estate e ancora di più. Anche per quanto riguarda le basi, alcuni fondamentali della pallavolo, insomma ho avuto tempo per lavorarci, poi non c'è niente di meglio come lavorare durante le partite, quindi quest'estate mi è servita ancora di più ad aggiungere una maturità superiore rispetto a quella che avevo prima. Voglio vincere il Champions League e secondo me abbiamo la possibilità con questa squadra sì. Ed ora siamo alla pagina da Bellone Provincia. A Cancia sono iniziati ormai da 2 mesi i lavori sulla frana a difesa dell'abitato in comune di Borca di Cadore, più volte tuttora oggetto di attenzione, necessaria a garantire le migliori condizioni di sicurezza per tutti i residenti. Sentiamo. Un intervento da 7 milioni e mezzo complessivi, il primo stralcio di opere per oltre 4 milioni è partito lo scorso 16 luglio e i lavori affidati a un'impresa della Valtellina stanno procedendo secondo la tabella di marcia prevista dalla gara d'appalto che ne prevede la consegna per l'estate 2021. Un intervento complesso, quello per la mitigazione del rischio della frana che minaccia l'abitato di Cancia in comune di Borca di Cadore, dove la notte fra il 17 e il 18 luglio 2009 l'ultima importante colata causò la morte di 2 persone, l'anziana Giovanna Belfi e il figlio Adriano Zanetti, sorpresi nel sonno all'interno della loro abitazione. Quella tragedia suonò come una beffa. Proprio nello stesso periodo la Regione aveva concluso l'iter progettuale per lavori di messa in sicurezza della zona, iniziato una decina d'anni prima, dopo il distacco dall'Antelau di 2 movimenti franosi importanti. Oggi si guarda con ottimismo a questi lavori, attesi soprattutto dai cittadini. Un'opera complessa anche perché non possiamo intervenire durante tutto l'arco dell'anno
In estate abbiamo i problemi delle colate e quindi grande attenzione dovrà essere anche per non mettere a repentaglio le persone che lavorano su questo cantiere, e d'inverno sapete che purtroppo c'è la neve. Il primo stralcio delle opere prevede la realizzazione della prima di 3 briglie frangicolata a pettine, la deviazione a monte del canale del Bus del Diao per evitare l'innesco delle colate che vengono agevolate dall'acqua. Successivamente sarà riprofilato il canalone della frana. Stiamo già lavorando per eseguire per portare avanti la progettazione del secondo stralcio, che sono le briglie a monte. Stiamo mettendo anche a punto la situazione a valle di questa opera, perché dobbiamo anche pensare a un canale. Contestualmente a Palazzo Pironi si pensa già allo stoccaggio del materiale stoppato dalle briglie, che con tutta evidenza dovrà essere rimosso. Insomma, un cantiere che si prevede sempre operativo anche per le manutenzioni. Procede a ritmo serrato il lavoro di rimozione dei tronchi schiantati da Vaia sul Nevegal. L'impresa conta di concludere entro 1 anno e mezzo, dice il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Siamo in località Le Ronce, sotto il colle del Nevegal. Guardate che paesaggio, che panorama quasi lunare. E questo è quanto è rimasto dopo la tempesta Vaia dello scorso ottobre. Vedete tutte le ceppaie. Qui si sta lavorando per rimuovere la stragrande maggioranza dei tronchi d'albero abbattuti dal forte vento. Poco distante ci sono le macchine operatrici e la legna che comincia ad essere accumulata. C'è moltissimo da fare. Il lavoro sta procedendo bene. Certo è che arriveremo praticamente all'estate prossima con i lavori. Di fatto non sarà difficile riuscire a finire prima, ma speriamo ovviamente anche nel meteo. 1 anno e mezzo, questa è la previsione per la rimozione dei tronchi schiantati da Vaia nei boschi del Nevegal. A Belluno ci si dice fortunati, poiché l'intervento sarà celere per la geomorfologia del territorio, che è accessibile rispetto alle zone della parte alta della provincia. Il comune di Belluno dovrebbe poter introitare fino a circa 500.000 euro, una cifra molto importante che ci consentirà di effettuare alcuni investimenti proprio sul colle, perché tutti questi soldi verranno rispesi ovviamente sempre sul Nevegal. La cifra che incasserà Palazzo Rosso è fortemente svalutata rispetto al valore reale che aveva il legname prima dell'ottobre 2018, e questo perché gli schianti di Vaia hanno determinato una modifica del mercato nel suo complesso. Quanti alberi sono stati abbattuti dalla tempesta? Difficile ancora oggi stabilirlo. Il quantitativo di legname è ipotizzabile, quello che verrà rimosso, quello che è stato già rimosso? Beh, è spaventoso, non ho un dato adesso e lo voglio vedere anch'io quando saremo alla fine. Dico soltanto che il primissimo giorno in cui sono andati a dare un'occhiata, quindi la ditta ha iniziato il lavoro ma proprio stava ancora montando il cantiere, sono scesi con 10 tir pieni di tronchi. Piena condivisione del progetto di salvataggio del Nevegal e della linea di intervento proposta dalla Regione, la reacquisizione da parte del Comune degli impianti è la stessa idea che gli operatori del Colle avevano portato lo scorso luglio all'attenzione del sindaco Massaro e della società Alpe del Nevegal, che l'avevano immediatamente cassata. L'opportunità di una società totalmente pubblica, si legge in una nota, è un'occasione che per il nostro territorio non si è mai presentata, dicono gli operatori, che ritengono come questo progetto possa invece essere l'unica garanzia per il rilancio del Nevegal, che posizionerebbe Belluno in una posizione privilegiata rispetto ai Giochi Olimpici 2026. Siamo al termine, vi ricordo questa sera 20:10, ospite in studio Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare lentamente. La giornata di venerdì 20 settembre sarà dunque all'insegna della stabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo ancora a tratti coperto ma senza precipitazioni associate. Dal pomeriggio invece sarà via via più soleggiato. Temperature però ancora in lieve diminuzione, minime tra 8 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia.
dove avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo, vedete, sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature in calo anche qui, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, qualche nube in più sui settori meridionali ma senza conseguenze, più sole invece altrove. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime in calo sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.